L'asfalto bagnato in una giornata di pioggia costante che aveva reso la strada una trappola. La trappola mortale nella quale è caduto Michele Cestaro senza potersi salvare. Una tragedia consumatasi in un attimo tra le province di Treviso e di Venezia, a Cessalto, lungo la via che dal paese della Marca porta a San Stino di Livenza. Mezzanotte e mezza, via Callunga. Cestaro, agente di commercio di 47 anni, era alla guida della sua Opel Meriva. Poco dopo il cavalcavia, la sbandata fatale. L'uomo ha perso il controllo della vettura e la sua auto è carambolata in un ampio fossato ricolmo dell'acqua scesa per tutta la giornata. Impatto terribile, l'abitacolo della Meriva è diventato la tomba di Cestaro. Quando i vigili del fuoco, la polizia stradale e il SUEM sono giunti sul posto, allertati da alcuni testimoni del sinistro, il suo corpo è stato estratto senza vita dalla vettura. Sarebbe morto sul colpo per le gravi lesioni riportate, un dramma che ha scosso due paesi. Cestaro era originario di Musile di Piave, per anni ha vissuto a Mille Pertiche. Poi, dopo la morte del padre e la fine del suo matrimonio, si era trasferito a Monastier, dove conviveva con la sua attuale compagna. Era molto stimato, era un amico, una brava persona, lo ricorda con commozione il sindaco di Musile, Gianluca Forcolin, che lo conosceva fin dai tempi della scuola e con il quale ha trascorso buona parte dell'adolescenza. Nel pomeriggio, il doloroso riconoscimento della salma da parte dei familiari, l'ex moglie e i figli. La data dei funerali non è ancora stata fissata.